ragazzi, che estate calda, ma che estate calda questa 2012, mamma mia, ma c'è un caldo che davvero non mi ricordo un'estate così calda da tanti anni. Penultima puntata di questa generazione non stop Summer TV, ragazzi, noi siamo pronti per partire questi 20 minuti non stop, come sempre. Li possiamo presentare? Ah, non si possono presentare, allora li presentiamo dopo. Vabbè, li presentiamo dopo allora, ok, sì. Stavamo dicendo appunto, adesso li possiamo presentare. Sì, li possiamo presentare. Avremo ospite Giuseppe Costanza da Isla Bonita, ne parleremo tra poco. Abbiamo Massi DJ, il DJ di oggi, e tra pochissimo lo vedrete perché si presenterà da solo. E poi il nostro Stefano Virga, pronto per un tema. Possiamo annunciare il tema? Lo annunciamo tra poco? Va bene, ok. No, oggi mi consigliano qua, tutti sanno tutto e io no. Vabbè, allora noi vi presentiamo il DJ di oggi, appunto Massi Anzalone. Nome? Massimiliano. Cognome? Anzalone. Nome d'arte? Massi Anzalone. La musica che suoni? Latin house, house, electro house e un po' di commerciale. La musica che ami? Deep, anche minimal, electro house. Sogni particolari? Sogno? Non sogno, non dormo da 3 notti. Dato che sogno. Il DJ di oggi è Massi Anzalone. Sapete qual è il tema di oggi? Sapete qual è il tema di oggi? No, dico, sapete qual è? Il suo primo bacio. Il suo primo. No, ma non faccia così. No. Com'è stato il suo primo bacio? Se lo ricorda ancora? È come che squadra. Dov'era? No, silenzio, voi non ascoltate. Dove si trovava? Sotto un albero. Sotto l'albero di fichi. I fichi. E com'è stato? È svenuto lei? Io? La ragazza? Sì, La ragazza è svenuta per l'alito, no? No, perché mi dice già arriviamo. Già eravamo? Ah, lei proprio. Vabbè, ok. Allora, questo è il tema di oggi, il primo bacio. Dopo quanto tempo il suo ragazzo ha provato a dargli il primo bacio? Dopo 15 giorni. E com'è stato? Bello. E dove è stato? A Palma? A Parma. Palma. Ah, Palma di Montechiaro. Sì. E dove? Alla cantina. Dentro la cantina? Sì. Dove c'era il vino? Sì. L'ha trascinata in cantina per dargli il primo bacio? No, eravamo lì con gli amici. E che cercavate nella cantina con amici? Siete andati a prendere il vino a quanto pare. Che stava facendo una scampagnata. Sì. E lui ne ha approfittato. Eravamo in una casetta, c'era una festa in campagna, c'era una casetta piccolina, è stato lì vicino. Sì, ma dove? Dove? Come località italiana? O fuori? No, nel mio paesino, Valle d'Olmo. Sono di qua vicino? Sì, di Valle d'Olmo. Quindi è andata in campagna a fare una festicciola fra amici? Sì, e poi Questa festa è scaturito? È scappato sto primo bacio? 5-6 giorni. Però dopo 10 giorni ci siamo lasciati. Dopo 5 giorni il primo bacio dopo 10 giorni siete lasciati? Che non gli è piaciuto? Non è piaciuto a lei? Dopo 6-7 mesi, perché sono andato a fare poi il militare e tutto, e poi E la lontananza, chiaramente. Poi quando ci siamo riavvicinati ci siamo sposati, bravo. Lei invece se lo ricorda il primo bacio, signora? Sì, ma lo tengo per me. Non lo vuole dire a nessuno? No. Vabbè, ormai è passato. Vabbè, ma lo tengo per me. Se lo tiene per lei? Sì. È una cosa che si deve esternare, perché sei stato bello. No, per carità. È stato una settimana fa. Una settimana lei mi sta prendendo in giro però. Come? No. Una settimana fa, quindi dobbiamo festeggiare. Dove l'ha conosciuta? Me l'hanno fatta conoscere. Ci ha provato subito a dargli il primo bacio? No, il primo bacio no. Una settimana prima l'ho conosciuta, una settimana dopo mi ha dato i baci. E oggi siamo con l'istruttore di spinning e bodybuilding e nonché insegnante di caraibici, Giuseppe Costanza. Ciao Giuseppe, benvenuto. Ciao a voi. Allora Giuseppe, oggi parliamo di benessere. Qual è la moda del momento? Giuseppe, cosa va di moda in palestra? Diciamo che va di moda un po' di tutto. Quello che
che va bene star bene comunque, chiaramente fare sport, movimento, ma quello che va principalmente forte, dove noi quest'anno lanceremo, è la Zumba Fitness, che sta diciamo un po' attaccando un po' a tutti quanti. Ok, quindi è la moda del momento, la Zumba Fitness. In cosa consiste questa Zumba? Cosa si fa? Uno che ecco, vuol vedere la Zumba o vorrebbe anche praticarla, ecco, questa disciplina? Certo, allora quello che si fa è, diciamo che è comunque una aerobica musicale, come si dice, movimento del corpo comunque. Muoviamo diciamo un po' tutto quello che è diciamo, l'articolazione, tutti i muscoli del corpo, movimento parecchio di bacino, quello che chiaramente vogliono snellire comunque, cosce, glutei, fianchi, insomma. È un modo per divertirsi anche. Sì, sicuramente. Quello che è la musica, diciamo, principalmente la musica caraibe, che poi tutto questo è basato sulla musica, sulla salsa, sul reggaeton e sul merengue. Semplici passi, ma tutto un movimento che chiaramente qui le calorie vanno. Qualcuno diceva in questi giorni in TV che lo sport comunque è anche divertimento o è basato sul divertimento, bisogna comunque divertirsi, se no non si può fare. È chiaro, questo chiaramente è molto importante, è l'istruttore chiaramente, se c'è un istruttore in gamba che ovviamente spinge a farli divertire, è la musica che ti trascina, che sono due cose fondamentali, musica e istruttore chiaramente che ti trascina bene, e allora sì, le persone li facciamo divertire. Voi in palestra, quindi ricordiamo Isla Bonita, Cammarata, voi fate anche quindi lo spinning o group cycling, ecco anche chiamato. Esatto, sono due società oggi che vanno molto forte, e comunque a parte le società quello che si deve fare è lo spinning, chiaramente anche lì un istruttore in gamba e la medicina, la chiamiamo medicina, importante è la musica, è quella che ti trascina a pedalare ai ritmi chiaramente di discese o pianure o quelle che possono essere salite meno ripide. Musica importante, istruttore che fa divertire. La cosa fondamentale comunque è appunto la voce dell'istruttore che continuamente parla e incita i ragazzi a muoversi. Esatto, lì è chiaro che ci vuole qualche annetto di esperienza, chiaramente istruttori qualificati, e allora sì, sicuramente le persone si divertono, e non solo, non è soltanto divertimento, ma anche qui come la Zumba è uno sport che ti fa dimagrire, è chiaro che dobbiamo associare un'alimentazione anche adeguata, giusto? Allora io vorrei così anche parlare del tema di oggi che sta trattando Stefano Virga qui a Scivolandia. Allora oggi si parla del primo bacio. Non te lo ricordi più? Bello. E tu, e Giuseppe Costanza, il primo bacio. Il primo bacio, ahimè, io spero che non mi guarda una persona in questo momento. Sì, no, vabbè, lo puoi dire, ormai sono passati tanti anni, penso, no? Sì, non me lo ricordo. Come non te lo ricordi? E allora la persona che sta guardando adesso? Ma ne ho dati tanti. Cerca di pensare, dai, ti diamo qualche secondo per pensare al tuo primo bacio. Dove è stato? Allora, andiamo troppo indietro nel tempo. Sì. Aspetta, forse me lo ricordo. Sott'acqua è stato, sì. Sott'acqua il primo bacio. Ecco che facevi? Eri in piscina, al mare, dove? In piscina. Ah, ok, quindi a sapore di cloro il tuo primo bacio. Vediamo invece i primi baci delle persone che stanno a Scivolanda, che sono quest'oggi qui a passare a trascorrere una grande giornata con questo calore estivo fantastico. Guardiamo. Il primo bacio, siamo stati in campagna. Il primo bacio. Il primo bacio, voi, siamo sposati troppo grande. Vabbè, sempre è capitato, no? È capitato in macchina. In macchina. Ora le cose sono cambiate, la nuova generazione è diversa. Quindi prima si faticava un po' di più? Sì. Poco fa ho chiesto a suo marito che si faticava di più prima, no? Sì, certo. Che ce ne tornava che si usciva da sole. La compagnia, il fratello, la sorella, la mamma. Chiaramente altri tempi. E il primo bacio è stato a suo marito, non prima. No, a mio marito. Prima no. Prima no, ci mancherebbe. Poi è qua. No.
tranquillo. Il primo bacio lei l'ha dato a sua moglie o prima di essere... Prima di Prima di lei. Dopo quanto tempo l'ha baciata? Ha cercato di baciarla e l'ha baciata? un mesetto più o meno. Un mesetto? Sì. Non è tanto. È giù. Va bene così. E dove è stato? Se lo ricorda? No, non me lo ricordo sinceramente, non lo ricordo. Ha 20 anni che sono sposata con lui e non l'ho visto. Signora, sì. Qual è il problema del primo bacio? L'hai dato a suo marito o un'altra persona prima di conoscere lui? No, me le ho fatte qualche prima di lui. Qualche... 3. Signora, non si emozioni. Stasera mi lascia lui, se io parlo, dico la verità. Prima di lui ne ho avuto 3, vero? Sì, è il primo bacio in assoluto. Se lo ricorda dove è stato e come, cosa ha provato? Sotto un ponte. Sotto un ponte. Quale ponte? Se lo ricorda? Di Messina. Sotto il ponte di Messina. La signora è spiritosa sotto il ponte di Messina. No, ma In mezzo all'acqua? perché lui è di Enna. In mezzo all'acqua? No, perché mi vende caro. Ah, il ponte che congiunge Palermo. Ah. Questo. E si è fermato sotto il ponte con la Mi si macchina? è fermato. Si è fermato sotto il ponte di Messina. Con quale scusa? No, lui guidava. Dice che non poteva guidare più lui. Ah, era stanco. Era stanco. Con la scusa di essere stanco. Oltre a guidare. Ah, siccome era stanco si è fermato per riposarsi e ha approfittato. Sì, primo bacio, non l'ho dato a lui io. E appunto, a chi? E come? È Quando? morto. Oh. È Vabbè. morto veramente. E com'è stato il primo bacio? Bellissimo. Indimenticato. E dove? Te l'ho detto. Sempre sotto il ponte? No, Ah. vicino al castello di Carini. Ah, quindi una cosa romantica? Sì, ma romanticissima. Ho capito. Quindi è stata una cosa sublime. Lui forse che l'ha saputo e ora non mi tratta completamente più. E come facciamo a riparare a questo gaff? Ormai via legale siamo. E speriamo che ci ripensi magari. No, che lui io non lo voglio più, non lo amo più. dici? Se ne va a cercare un altro. Sì, già ce l'ho. Già ce l'ha. Sì, Buona continuazione allora. grazie. Arrivederci. Non finiamo mai di ricordare che comunque è bene frequentare una palestra perché Perché giustamente dobbiamo capire che oggi la vita, i giovani specialmente, la vita che conducono è un pochettino, diciamo, lo sappiamo tutti quanti, insomma, non è facile comunque, specialmente io parlo per l'età, diciamo, che va dai 10 ai 12, 13 anni, dove chiaramente tante persone li troviamo in piazza, in giro, fino anche a tardo orario, e dico cerchiamo di fargli fare qualcosa, fargli passare un tempo migliore a questi ragazzini, bambini, chiamiamolo come vogliamo, dove praticano sport, è la cosa fondamentale. Perché purtroppo l'adolescenza, ecco, porta a seguire un po' l'amico, ecco, quello che fa. Quindi in questo caso è bene che segua l'amico quello che va in palestra, ecco. Esatto, sì, direi proprio di sì. Poi dove possiamo trovare comunque la qualsiasi, diciamo, chiaramente oggi qua nelle nostre zone abbiamo un po' di tutto, dove abbiamo, ad esempio nella nostra palestra abbiamo la ginnastica artistica, la danza classica e moderna, tante e tante altre discipline. Come mai alcuni ragazzi si possono magari avvicinare alla danza moderna piuttosto che al bodybuilding, piuttosto che cosa viene in base alle amicizie che hanno, in base a un'ispirazione, in base al proprio fisico, cosa li porta a scegliere, ecco, quale disciplina da fare in palestra? Ma diciamo che sono principalmente, credo che sono molto i genitori che comunque devono cercare di trascinarli a qualcosa di buono, qualcosa di salutare. E poi comunque sono i ragazzini stessi, sono loro stessi che chi frequenta una volta la palestra e piace, e viene lì per passarsi un po' di tempo, diciamo quell'oretta e mezza, 2 ore in compagnia con le sue amichette, e chiaramente se si divertono, sono loro stessi che trascinano e chiamano ai ragazzini per farli venire in palestra, sono loro, è il giro di voce, il passaparola che è molto importante. Io spero che questo, diciamo, continui a esserci e questa notizia continua a divulgarsi, diciamo. Anche perché a proposito di amichette ricordiamo che si possono fare belle conoscenze in palestra, e quindi si può essere anche invogliati ad andarci per questo motivo. Diciamo di sì, e qui mi fa pensare un mio maestro di caraibico
che una volta mi diceva, le mie prime esperienze di balli caraibici sono state a Parma, dove un colombiano mi diceva, lui diceva sempre questo: ragazzi, venite nella scuola di ballo, ma non solo per ballare, ma anche per conoscere, e quanti amori sono nati lì. Sì, infatti. Comunque ci sono tantissimi locali che suonano musica caraibica e comunque è un posto fantastico per fare conoscenza in modo molto semplice, perché basta, noi per esperienza possiamo dire questo, basta un cenno a una ragazza che subito balli ok, quindi è un modo immediato per conoscere la persona dell'altro sesso, ecco, quindi è bello e magari tantissimi ragazzi non lo sanno, non sanno neanche che esiste questo mondo, e invece è molto bello perché basta che conosci dei passi base che già ti possono servire per andare in questi pub, in questi locali, in questi posti dove si balla, per conoscere, quindi potrebbe essere anche una cosa buona. E allora, ritornando al nostro bacio, non al nostro, dico a quello di cui stava parlando Stefano Virga, dico, secondo te cosa ne pensi? Innanzitutto che sapore aveva? Perché? Di cloro. In questo caso appunto di cloro, soltanto di cloro. Vabbè. Che reazione ti ha dato il primo bacio? Vabbè, non entrare nei particolari, dico così, a carattere generale. Vabbè, a carattere generale dico, vabbè, poca esperienza, dai. Però dico, è andata bene. È andata bene, è rimasta contenta lei? Sì, abbastanza. Grazie Giuseppe, Isla Bonita di Cammarata è stato con noi e lo ringraziamo per aver parlato, ecco, del benessere fisico dei ragazzi, ecco. Grazie Giuseppe. A voi, grazie a voi, ciao. È stato nel 2006 primo bacio. Se lo ricorda benissimo. Sì, se me lo sono ricordato. Si ricorda pure l'ora? È stato talmente bello che ci ho fatto pure un figlio. Addirittura? Al primo bacio proprio, sa. Al primo bacio? Era la moglie o la fidanzata allora? No, era la moglie. La moglie? Ci ho dato dopo il primo bacio. Ci racconti lei invece la sua versione del primo bacio? Perché suo marito l'ha baciato dopo il matrimonio, è vero? No, non è vero. Tu l'hai visto? Dopo quanto ci ha provato suo marito a baciarla? Dopo quanti giorni che vi eravate conosciuti? 18, 19, non mi ricordo. 18-19 giorni? Sì, siamo conosciuti, sembra al Foro Italico. Allora, io onestamente ci ho provato subito. Subito appena l'ha conosciuta? Certo, dopo un 10 giorni così... Ha iniziato magari a mollare un po'? Un po' sì. Era in asilo. All'asilo il primo bacio? Lei di dove? Del Belgio. E dove è stato? Come è stato? Stupido perché ero piccolissima. No, ho capito, non ha provato nulla di che. Ma quello che ha provato quando nel primo bacio, nemmeno questo si può raccontare. Sì, farfalle nello stomaco, gambe che mi tremavano, il cuore a 1000, sudorazione nelle mani. Era il suo ragazzo? Ma lei in questo frangente di settimana che lui non ci provava, cosa pensava? Questo non ci prova mai? No, veramente mi vergognavo, speravo che non lo faceva. Lei invece di ridere, pronto? Sì. Il primo bacio? L'ho detto ieri. Al parco giochi, a 13 anni. Se lo ricorda benissimo? Sì, era un ragazzo che volevo tanto. Che le piaceva? Una cotta, sì. E com'è stato? Bello. Ci ha provato lui o lei? Visto che gli piaceva? Lui. Ah, lui? No, mi ricordo che ero piccola, ma non mi ricordo quanti anni avevo. Non aveva 13 anni? No, penso di no. Penso forse qualcuno in più. Al mare, perché noi abitiamo vicino a una spiaggia, si chiama Secca Grande. No, io sono più grandicella di loro, prima si sudava per avere un bacio. Il suo primo bacio se lo ricorda? No. Come no? Mi fate ridere. All'asilo forse, sì. Il suo primo bacio all'asilo? Non ne parliamo. Prima ci ricordiamo, ma il primo bacio proprio no. Abbiamo sofferto 2 settimane, penso. 2 settimane, assai? 2 settimane. E solo il bacio è stato. E poi dopo c'è stato. Il resto lasciamo perdere. E cosa ha provato? Niente, dovevo andare via che avevo sonno. Era veloce. Che sensazione ha provato? Normale, quella che si prova. Chiediamo a sua moglie che le donne ne provano di più a quanto pare sensazione, vero signora? È un mix di emozioni, Un mix di emozioni? Per esempio? Sudano le mani? Tremano le gambe? Che succede? Tremi. Cattivo, no. Come? No, ho detto che quando si emoziona deve andare in bagno lei.
Sto dicendo che è un mix di emozioni, dai. Un mix di emozioni. Sì, innanzitutto c'è la passione, c'è il desiderio di conoscere la persona e poi giustamente tremi, vuoi dire tante cose e nello stesso tempo non dici niente perché è il bacio che esprime tutto. Generazione Non Stop, Summer TV, si conclude qua un'altra puntata. Allora, un saluto da Omar Bolognesi, mi raccomando seguiteci anche su generazionenonstop.it. Voglio ringraziare Giuseppe Costanza che è stato con noi, il gladiatore Stefano Virga e ancora Massi Anzalone che vi saluta proprio in questo momento. Contatti. Potete contattarmi su Facebook, su www.facebook.com/Massi Anzalone oppure su SoundCloud www.soundcloud.com/Massi Anzalone. Saluti. Saluto tutti gli amici di Generazione Non Stop. Mentre che loro si lanciano dallo scivolo qui di Scivolandia, noi vi salutiamo, vi diamo l'appuntamento alla prossima e ultima puntata, quindi Omar Bolognesi vi saluta, ve lo ricordo, si può dire ricordo? No, vabbè, è generazionenonstop.it, alla prossima puntata e ultima, seguiteci. Tu come ti chiami? Yelena. Non ho capito. Il primo bacio no. Il primo bacio no? Lei si ricorda il primo bacio? Sì. Quanti Però anni? la domanda la sto facendo io. Io non mi ricordo. Live from Scivolandia. Attacca io il mio también. Generazione Non Stop Summer TV, il programma dell'estate con Omar Bolognesi. Tutte le domeniche mattina alle 9:10 e la sera alle 19 e in replica il martedì alle 15, il mercoledì alle 21 e il giovedì alle 24. Generazione Non Stop Summer TV.